La mappa di comunità non è una semplice carta geografica, bensì è come la popolazione definisce cosa è patrimonio materiale e immateriale. Come patrimonio materiale in Godo abbiamo una fontana, dei lavatoi, un mulino, una vecchia latteria, delle sorgenti di acqua. Come patrimonio immateriale abbiamo tutta la saggezza di questa popolazione anziana che ha condiviso con noi attraverso delle interviste, che ci ha permesso di conoscere il passato, di conoscere, più che conoscere attraverso loro, vivere il passato, conoscere il loro lavoro, come lavoravano nelle stagioni, come riuscivano a produrre le cose. E la cosa più importante è che anche se non avevano niente riuscivano a condividere e a dare agli altri. Ci ha permesso questo lavoro ridescoprire i giochi di una volta. Abbiamo vissuto attraverso questi racconti il cibo di una volta. Questo lavoro permette a tutti noi dare uno sguardo al passato e condividere in questo momento quello che è stato, e ci permetterà senz'altro progettare il nostro futuro in meglio, perché facendo questo confronto uno riesce a vedere cosa ha perso e cosa può riscattare, e questo significherà un guadagno per le generazioni future.